Buon pomeriggio da Peppe Di Giovanni e benvenuti al Parco Enrico Mattei di San Donato Milanese, giornata 25 del campionato di futsal di Serie A, punti pesantissimi in palio fra Kick-Off e Audace Verona. È la quart'ultima difesa di questo campionato. Ghilardi in porta, Bovo tocca per ultima, sblocca la partita, schema codificato sul secondo palo, c'è sempre Arianna Bovo, 1-0. Si allontana Pellegrini, parte Ghilardi, doppio tocco, salvataggio sulla linea. Bruna Borges a battere Pellegrini, controlla e pensa, larga c'è Getulio che stoppa, Getulio è andata, bella giocata, Getulio destro dentro, Verdù in due tempi. Angolo con Gabi che lascia scorrere, Pellegrini da Gabi, Pellegrini per terra, palla fuori per Bruna Borges. Destro largo, Bovo tocca, Ghilardi sinistro in porta, largo. Lì vicina De Cao, stoppa e pensa, calcia murata, poi Puttò in avanti su Arakawa, sposta Arakawa in porta, Carturan in due tempi. Bovo stoppa, appoggia, 1-2 concretizzato con Gabi, Bovo con Gabi, Biasiolo gliela porta via, De Cao, 1 contro 1 con Bruna Borges, De Cao va, De Cao calcia alto sopra la traversa. Palla fuori per Getulio, deviazione palo di Gabi, occasione gigantesca per la Kick-Off. Arakawa da Maretti, 1 contro 1 con Bovo, passa poi Miccioni in pallo, tacco intelligente, Puttò, Carturan, grande intervento, occasione gigantesca. Out che va a battere Bruna Borges, cerca il movimento e lo scarico dietro per Greta Ghilardi, una deviazione che beffa Verdù, un gol in apertura e un gol in chiusura di tempo, questo verrà attribuito sicuramente a Ghilardi, nonostante la deviazione di Biasiolo che fa tutta la differenza del mondo. Verdù da una parte, palla dall'altra, 2-0. Pallone intanto in angolo, battuto da Puttò che cerca Maretti, bella conclusione, finisce fuori Carturan per ripartire Bruna Borges. Cerca di passare, non riesce però ad andarsene in questo caso Faustin Pellegrini, partenza di Biasiolo, Carturan, ma la palla rimane buona per Maretti, palla fuori, terza palla gol enorme per l'Audace Verona. C'è il movimento di De Angelis, il piede di Carturan, interviene e fa da sola, De Cao anticipata, Verdù con un rischio clamoroso, era arrivata con la punta Getulio. Out per Arianna Bovo, palla dentro, connessione, scambio doppio, Getulio Bruna Borges, che giocata, la palla però rimane lì sul più bello. 6 minuti 5 secondi alla fine. Bovo sprinta, Bovo va su Maretti, Bovo salta anche Verdù, Biasiolo quasi sulla linea, difesa strettissima quella di Riccardo Russo, adesso palla per De Angelis, Ghilardi, poi Carturan, De Angelis forse carica il portiere, palla alta sopra la traversa, pallone a cercare la corsa di Getulio per Bruna Borges sul palo, a gamba Getulio che lascia lì Arakawa, Getulio ha visto Bovo, suolata, Getulio per Bovo, esce De Angelis, rimasta in porta, Bovo fuori per Ghilardi, sul fondo altra chance sprecata per il 3-0. Fa passare per Arakawa, palla rischiosa ma funziona per De Angelis, allora prova ad andarsene con questo sinistro che finisce in porta, autogol di Carturan sulla conclusione con il sinistro improvvisa da parte di De Cao che sposta sul piede non suo, calcia fortissimo, palo, Carturan e palla in porta, autogol di Carturan al minuto 18:51. Getulio a battere l'out, profondissimo, Verdù la prende, deve rilanciare, è finita, finisce 2-1 per la Kick-Off che batte l'Audace Verona, sale a 41 punti in classifica, blinda il quinto posto.